Lei si pone una domanda: come mai in 3 settimane di zona rossa, quindi di non lavoro per voi, non ha cambiato di una virgola la situazione della pandemia? Non è cambiata per niente perché vedo che i contagi sono ancora gli stessi, bene o male, però noi siamo a casa e quello è il problema. Non sarà che se non avessimo avuto le restrizioni probabilmente avremmo avuto una situazione ancora peggiore, con gli ospedali incapaci poi di gestire tutte le persone ricoverate? Sì, ma non potevano chiudere solo quelli che lavorano all'aperto. Il male viene da quelli che lavorano al chiuso. Nel chiuso il virus gira dentro, noi all'aperto possiamo lavorare tranquillamente. Che proposte avete fatto proprio per lavorare un po' tutti, magari alternativamente, Poter lavorare, perché noi vogliamo lavorare, con le restrizioni? come abbiamo sempre fatto fino adesso. La vostra attività è in sicurezza? Sì, in sicurezza, abbiamo i gel, abbiamo guanti, abbiamo le catene davanti per far limitare i passaggi alle persone e tutto quanto. Stiamo lavorando come ci hanno dato le istruzioni loro praticamente. Ristori ne avete avuti? L'anno scorso 600 euro e basta. Perché siete qui oggi? Cosa vi aspettate? Niente, aspettiamo risposte non solo dal governatore, ma da tutto lo Stato italiano che ci dia la possibilità di lavorare, perché è mesi che siamo chi fermi del tutto, chi lavora a singhiozzo. Lei vende articoli di ferramenta? Ferramenta, sì. Un mercato di media grandezza, quindi è come 10-15 volte un negozio tipo Brico, Leroy Merlin oppure un supermercato. Eppure noi potremmo contenere anche 5.000 persone, però non ci fanno lavorare e siamo all'aria aperta. Questo non è giusto. Quali regole più certe per gli ambulanti? Lavoro perché siamo fermi, non è giusto. Dentro i centri commerciali, negozi aperti, io vendo abbigliamento, io sono fermo, però altri articoli sono aperti, tipo biancheria intima, bambino, altri dentro i centri sono aperti e noi che siamo fuori all'aperto siamo chiusi. È ora di finirla, dobbiamo lavorare. Quanta perdita ha avuto in questo periodo? Percentuale? Percentuali di sicuro fa conto un 70%, siamo fermi. Ristori non ho visto niente, perché se non fai un 30% di perdita nell'anno del 2019 non ti danno niente, se sei il 29 non ti danno niente. Perché ce l'avete con le multinazionali? Perché? Perché loro possono fare tutto quello che vogliono e noi non possiamo fare niente. Io ad esempio sono in pensione, tra parentesi, pago l'INPS intero, giusto? Quando morirò il mio INPS resterà agli altri, intanto. E dopo non trovo giuste queste cose che noi all'aperto non possiamo ad aprire, che l'aria penso che... Forse perché c'è un maggior rischio di assembramento, le persone si possono controllare meno? Ma dove? Che ormai i mercati non sono più come una volta, sono mezzi vuoti. Qualche fiera si può dire di sì, prendiamo che io faccio anche fiere, però ci sono delle fiere che purtroppo non c'è neanche più gente ormai, perché ormai si sono perse e così si perdono sia i mercati che anche le fiere.